La sesta corsa, il premio prodotti leggerezza, una categoria FE per cavalli anziani, sono solo in 5 al via, una prova stringatissima nella quale è un match spaccato sulla carta tra il rientrante Zlatan ed Aramis e K. Give it gas and go con il ruolo di terzo incomodo. Numero 3 Zaffiro Como, Enrico Bellei. 4 Zlatan, Antonio Di Nardo. 5 Aramis e K, Alessandro Gocciadoro. 6 Give it gas and go, Roberto Vecchione. 7 Vacanza Jet, Natale Cintura. Parte con cautela Zlatan e la macchina li lascia con Aramis e K che va a condurre Give it gas and go, che attacca al largo e passa. È accondiscendente Alessandro Gocciadoro che preferisce correre di rimessa, e allora Give it gas and go sbaglia all'imbocco della prima curva e così Aramis e K dovrà farsela davanti. In seconda posizione c'è Zaffiro Como, in terza Vacanza Jet, in quarta Zlatan che cerca di prendere la camminata giusta. I primi 200 metri in 15,3 con Aramis e K che rallenta il ritmo in maniera drastica. Zaffiro Como e Vacanza Jet che si accodano e Zlatan che viene a destra ovviamente. Sul passo risale Antonio Di Nardo, la stoppata è stata evidente, c'è un 31,2 di primo quarto. Aramis e K in vantaggio, Zlatan di fuori e il match che si preventivava al betting si concretizza in pista dopo 500 metri. Si completano ora i 600 con la piegata di destra che se ne va in 15,5, 47 per i primi 6 e così Aramis e Zlatan alle prese avanti a Zaffiro Como, Vacanza Jet. Il mezzo miglio se ne va in 1,1 con Aramis e K in vantaggio, Zlatan al suo esterno, quindi Zaffiro Como e ancora Vacanza Jet. Siamo nei pressi del primo chilometro che il battistrada passa in 1,15,3. Così il figlio di Nadal Shiba e Freedom e K prosegue in vantaggio. C'è l'attacco ora da parte di Zlatan che va con decisione al lato del leader. C'è 13,9 per la dritta di là, segno che ora si va a tutto vapore con Aramis e K che cerca di scappare da Zlatan mentre galoppa Zaffiro Como, rimane terza Vacanza Jet. Aramis che è in vantaggio, Zlatan che prova a ricaricare le pile per tornare al largo in retta d'arrivo. Aramis in vantaggio, Zlatan che prova a ricucire, Aramis che ha sempre una lunghezza da gestire nei confronti di Zlatan che guadagna pochino, però Aramis e K nel finale controlla e vince facile. Al secondo posto è Zlatan, al terzo Vacanza Jet. 1,58,8, 1,13,9 il ragguaglio cronometrico. Si è andati tanto piano all'inizio, parecchio forte alla fine. Aramis e K ed Alessandro Gocciadoro portano a casa il premio prodotti leggerezza, la sesta corsa dal Savio di Cesena. La proprietà è della scuderia FB di Fabio Bruno e il training è quello ovviamente giallissimo del team Gocciadoro.